Fingendosi una normale turista, in spiaggia con il figlio, ha sottratto il borsello a un trevigiano, un cinquantenne della Castellana, che in quel momento si era allontanato dall'ombrellone. Eccola nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza di un negozio di Piazza Brescia mentre utilizza le carte di credito per fare degli acquisti. È accaduto nei giorni scorsi a Jesolo, all'altezza di Piazza Aurora, ma il fenomeno è ben più vasto in queste settimane in cui la più frequentata località del litorale veneto è al culmine della stagione turistica. Furti non solo nelle spiagge, ma anche nei campeggi, con i ladri che anche lì si fingono turisti. La polizia locale sarebbe già sulle tracce della donna responsabile del furto in Piazza Aurora, una rom che nel giro di pochi minuti, con 2 differenti carte di credito, è riuscita a fare 2 acquisti, tentando un numero ben più alto di transazioni, circa 6-7, tutte da meno di 25 euro per evitare di dover digitare il PIN. Il tutto mentre il proprietario del borsello, accortosi di essere stato derubato, bloccava le carte. Sottratti 40 euro da un conto, 120 dall'altro, spariti i documenti. Il portafoglio è stato infatti ritrovato vuoto all'altezza di via Gorizia. Con il borsello andate perse anche le chiavi della macchina, che rischiano ora di essere il danno principale.